Aperto questa mattina il centro tamponi all'ex caserma di Gallarate, come è andata questa prima mattinata? Ma siamo a metà della mattinata e sta andando bene, devo dire. La coda è tutta interna, l'efficienza appunto di queste due linee vaccinali è importante, un minuto e mezzo per ogni tampone, quindi pian pianino stiamo smaltendo questa coda. Sappiamo che l'operatività al momento è ridotta perché abbiamo solo 2 linee su 6. Dal 10 gennaio probabilmente verrà incrementata con altre linee vaccinali e anche allungata durante il giorno, adesso solamente dalle 8:30 alle 13:30, penso che poi verrà estesa, quindi siamo ben attenti a quella che è la situazione legata alla viabilità, al traffico cittadino. Al momento non c'è alcun tipo di impatto perché, come detto, la coda è interna, ci stanno 400 veicoli all'interno dell'ex caserma, e quindi insomma buona parte del traffico sarà all'interno del compendio militare. Siamo qui con il direttore generale dell'SST Vallolona, prime ore di attivazione del centro tamponi alla caserma di Gallarate, come sta andando? Ma bene, oggi è un giorno di test, non stiamo andando alle massime potenzialità proprio per verificare il funzionamento e gli aspetti sia logistici sia organizzativi. Per adesso tutto si sta svolgendo in maniera regolare e così da poter essere in grado, qualora ce ne fosse la necessità, di potenziare ulteriormente il centro.